Inizia la stagione a Jesolo, tornano i Maranza a seminare il terrore. 2 risse in 3 giorni, una trentina di ragazzi, molti minorenni, hanno allarmato i residenti e i commercianti che chiedono si intervenga prima che la situazione degeneri. Ecco, è partita, ragazzi. Ragazzi, basta, abbiamo chiamato i carabinieri! Dopo la prima rissa in spiaggia nella zona di Piazza Brescia, i Maranza, che probabilmente non avevano finito di regolare i conti, si sono dati appuntamento nella zona dello stadio in via Herrera. Furioso il sindaco De Zotti, che insieme al prefetto Pellos ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, oltre alle zone rosse già in atto da tempo. 2 episodi che non hanno comportato conseguenze gravi o fatali e comunque non hanno visto l'impiego di armi, ma che danno fastidio. Sappiamo che è un fenomeno diffuso, quello dei Maranza, quindi anche in questo caso parliamo di ragazzi minorenni, quasi tutti di seconda generazione del territorio, che sono anche animati da un odio interrazziale, quindi una cosa un po' strana e un po' assurda, fenomeni che vogliamo bloccare fin dal principio perché non vogliamo che degenerino, un fenomeno che è molto limitato da un punto di vista fisico perché parliamo di tutta questa zona, quindi la zona della stazione degli autobus, del McDonald's e della spiaggia di Piazza Brescia, quindi molto facilmente circoscrivibile, e quindi capiremo appunto se possiamo fare una maggiore vigilanza e maggiori azioni, e da un punto di vista comunale se ci sono provvedimenti o regolamenti che possiamo modificare proprio per estirpare fin da subito questo fenomeno. Quindi il messaggio che vogliamo dare è un intervento pronto e immediato perché arrivi chiaro ai destinatari il fatto che oltre ad essere allontanati, e quindi arriveranno anche dei provvedimenti da parte del questore, dei DACUR nei confronti dei responsabili, deve essere un messaggio condiviso a tutti che chi viene a Jesolo o vuole venire a Jesolo per fare confusione o minare la libertà degli altri non è il benvenuto, e quindi vogliamo che se ne stia a casa sua. Al momento sono stati identificati 3 dei minori coinvolti nella rissa in spiaggia, residenti tra Eraclea, Jesolo e in provincia di Treviso, mentre i carabinieri stanno passando al setaccio video e telecamere della zona per rintracciare gli altri. Per Confcommercio si tratta in primis di un problema sociale che va affrontato a monte. Puoi spostare da Jesolo qui da Aspo, puoi fare quello che vuoi, ma si spostano a San Donato, Conegliano, a Treviso, e quindi è un fenomeno che difficilmente riesci a bloccare se non si fa veramente una riflessione profonda. Poi non vorrei incolpare solo i Maranza, ma ci sono anche le baby gang italiane. Poco cambia. Un ragazzo di 14 anni che è fuori a picchiarsi con gli altri alle 4 di notte non può avere una famiglia che torna a casa e non gli interessa niente. Fare i genitori vuol dire anche rinunciare un po' della propria libertà per seguire i figli e dargli le giuste indicazioni e i giusti valori. Purtroppo, a mio avviso, stiamo perdendo questa fase. Intanto ATVO fa sapere che anche quest'anno è confermato il servizio con le guardie giurate nei terminal, dal 12 giugno al 30 agosto sia a Jesolo che a Mestre.